L'estate 2019 sarà certamente ricordata per lo spettacolo tenuto sabato sera 31 al Nuovo Teatro della Valle dei Templi, o meglio conosciuto come Sport Village, di Enzo Bellavia, un imprenditore che negli anni ha sempre scommesso sui grandi eventi in città e non solo. Uno per tutti ricordiamo la presenza di Zucchero, con addirittura 2 concerti al Teatro della Valle. Nella nuova struttura realizzata e sita incontrata a Isachimento per l'occasione, inaugurata con il concerto del grande cantautore romano Antonello Venditti, che ha proposto i suoi 40 anni di carriera con il concerto denominato Sotto il segno dei pesci, che ha segnato un vero boom all'epoca di vendite. L'accoglienza è andata bene, reggendo anche il grande flusso di spettatori arrivati per l'occasione, che hanno potuto parcheggiare le loro auto nel grande parcheggio realizzato a fianco alla struttura. Anche l'uso dei bus navetta, uno che partiva da Favara, l'altro dal villaggio Mosè, hanno agevolato l'arrivo di oltre 3.000 spettatori. Il cantautore all'inizio della sua esibizione ha voluto fare i suoi complimenti per la riuscita dell'iniziativa con la collocazione della struttura in una vallata simile a un tempio della cultura importante per la collettività. Io devo fare i complimenti a questa struttura perché Agrigento è la Valle dei Templi, ma creare un piccolo tempio per la musica in questa landa che presuppone e sente da lontano tutta la cultura, tutta la storia di questa terra, mi pare, io vorrei fare un applauso a questa struttura perché la struttura è cultura, e quindi questo territorio attraverso questi piccoli posti, che non sono tanto piccoli, danno vita a una terra che ha bisogno di tutto, ha bisogno di essere considerata per quello che è una fonte inesauribile di cultura. Quindi io vi ringrazio, è un lungo racconto che però si merita perché non è un concerto come gli altri, il concerto degli altri è un concerto di canzoni, le mie sono canzoni ma sono anche racconti, e quindi la parte centrale vedrà come protagonista Sotto il segno dei pesci. Sono 40 anni che è uscito questo album ed è ancora attuale. Andando al concerto di Venditti ha certamente mostrato un'altra parte di sé, inedita e molto personale. Oltre che a cantare, il cantautore romano si è raccontato, spiegando ai presenti le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere le canzoni, con anche momenti in cui si è commosso per ricordare gli amici che non c'erano più. Ad esempio l'amico Lucio Dalla, che lo ha salvato dal suicidio in un momento in cui lui si voleva togliere la vita. Lucio Dalla lo ha aiutato a non farlo, anzi gli è stato d'aiuto a trovargli una casa a Roma, che ha anche fatto conoscere una donna, la proprietaria. Per l'appunto è nata una storia d'amore che gli ha permesso di uscire dalla crisi in cui il cantautore si trovava. Da lì la canzone Ci vorrebbe un amico, o la canzone dedicata a Francesco De Gregori, suo grande amico, ricordando quando cantavano insieme all'RCA e che poi si dovettero separare in quanto Venditti fece causa alla stessa casa discografica americana che poi vinse. Venditti si è anche soffermato sulle motivazioni della canzone Lilli, dedicata all'eroina che ha devastato la sua generazione, parlando di un problema di cui ancora non si era preso coscienza della sua gravità. Venditti si è poi esibito nel concerto con le canzoni di Sotto il segno dei pesci, con la band iniziale, gli Strada Aperta, cantando brani del disco. Il 33 giri, allora si chiamavano così, ebbe un forte impatto nel paese, sia a livello musicale che culturale, affrontando tematiche fino ad allora mai fatte. Sotto il segno dei pesci venne pubblicato il giorno del compleanno del cantautore, l'8 marzo, diventando anche la colonna sonora di un periodo cupo della storia italiana, come il rapimento di Aldo Moro avvenuto il 16 marzo. Tanti brani che il cantautore ha eseguito durante l'esibizione, durata oltre 3 ore, per l'appunto Sotto il segno dei pesci, Francesco, Bomba non bomba, Cenni il cinese. Poi l'apoteosi è avvenuta con l'esibizione della canzone Sara, forse la più bella dell'album, il telegiornale che anticipava già i tempi dell'offerta di tanti TG, in un momento in cui c'era solo un telegiornale. Quindi Giulia, l'uomo falco. L'ultima parte del concerto è stata dedicata alla sua vita sentimentale, cantando le canzoni dedicate alle donne
che nella sua vita lo avevano accompagnato nel bene e nel male, nel suo percorso sia musicale che di vita vissuta. Sei tu il rimpianto e il mio dolore, che come il tempo mi consuma. Lo sai, non lo sai, che per me sei sempre tu da sola. Chiama quando vuoi.